Sperate di non aver necessità di fruire dei servizi igienici quando vi trovate nella stazione degli autobus di Agrigento, perché mai come in questa evenienza è il caso di dire arrangiatevi. Il terminal di Piazzale Rosselli, dopo oltre un anno dalla riapertura, è ancora oggi sprovvisto di bagni pubblici. Una carenza per nulla di poco conto o marginale, avvertita maggiormente quando in città aumenta il numero delle presenze. Così come è accaduto nella domenica conclusiva della Sagra del Mandorla in Fiore. Niente servizi igienici e non sono stati installati neppure i box chimici, collocati soltanto nella Valle dei Templi. Disagi, comprensibili difficoltà, in particolare per anziani e bambini, e non certo un bel biglietto da visita per chi viene qui in vacanza. Sentite queste due turiste genovesi. È una bellissima città, una bellissima gioventù, lo dirò sempre, però un po' carente di servizi igienici. Bisogna entrare nei bar, chiedere il permesso, prendere il caffè, ma dato che io sono anche un po' anziana dovrei andarci 100 volte per prendermi il caffè. Gli esercizi commerciali sopperiscono alla mancanza di bagni pubblici nella stazione degli autobus e talvolta con spiacevoli sorprese. Ieri siamo stati noi presi d'assalto il mio bagno, il mio esercizio, da tutti i turisti che erano in cerca disperatamente di un gabinetto, non ci sono locali igienici in questa città, non c'è neanche una fontanella dell'acqua, non esiste niente. Il turista non si deve accogliere in questa maniera, perché noi potremmo vivere veramente di solo turismo se sapessimo come accoglierlo. Ieri hanno anche danneggiato il suo servizio igienico. Sì, ieri me l'hanno distrutto più che danneggiato. Mi hanno turato il gabinetto, mi hanno rotto le tavolocce, mi hanno distrutto i rubinetti, proprio hanno un vandalismo incredibile è successo perché la gente si accalcava. Certo, se ci fosse un bagno pubblico la gente non è obbligata ad andare in un bar e poi obbligata anche a consumare perché non è giusto approfittare solo del bagno. Una cosa è imbarazzante per loro, per noi e per tutti e per la città intera. Una stazione ancora da completare e migliorare nei servizi. Gli utenti lamentano l'inadeguatezza della copertura, gli autisti degli autobus le difficoltà nelle manovre a causa degli spazi ridotti negli stalli di parcheggio. Quello che dispiace perché mi risulta che i soldi sono stati spesi per quelle tettoie che mi sembrano un pochino inutili, perché non vedo come le persone possono essere riparate dalle intemperie e poteva essere prevedibile anche la costruzione di qualche servizio igienico nei pressi per aiutare le persone. Disagio sicuramente per chi viaggia e non sa, soprattutto per le persone anziane, le persone magari più bisognose rispetto ai giovani che in qualche modo possono allontanarsi dalla piazza, ecco, quello sicuramente. Bisognerebbe intervenire per avere maggiori servizi. Dopo tanti lavori potevano fare anche qualcosa di meglio, diciamo. Invece hanno tenuto chiusa questa piazza per un lungo periodo e il risultato non è magari quello che ci aspettavamo.